Questa è la condizione, non sappiamo nemmeno quanto bene stia Petagna. Infatti io avevo pensato, Mertens, ti manca Bobot, ti puoi giocare un Mertens o Osimhen se Petagna ha recuperato. Ecco, questa ve la lascio come dubbietto da commenti. Se Petagna è al 100% ed effettivamente utilizzabile, avendo un attaccante di riserva, Spalletti potrebbe sorprenderci e dire io me la gioco anche con Mertens perché ce l'ho la riserva se ne devo sostituire uno. Spalletti potrebbe sorprenderci. Va bene, amici belli, io non dico niente più. Ho già parlato abbastanza. Chiacchiere. Ah, si spegne tutto, benissimo, ciao. Oh sì, solo lui, mamma mia. Pinamonti solissimo. Rachmani proprio si dorme. Io posso dormire a quest'ora, lo vedete, perché ieri ho avuto il che fare de mattina in America. Wines, ce l'avevi? Bravo! No, ma oggi va bene. Oggi c'ho una sensazione che va bene. Bravo Lozano. Aiuto, il Mario Rui col destro. Mamma mia, brutto passaggio. Fabian, sveglia, eh. Questa è una di quelle partite dove dobbiamo punzecchiare Fabian così poi segna. Guarda. Bravo Juan Jesus. Brioscina di Mertens. La brioscina. Volesse proprio una bella brioscina calda. Quest'ora la crema anche vuota. Si può vedere il caffè e latte. Bello Osimhen vicino all'Uperto. Vai Insigne. Eccolo Fabian. Eccolo qua. Bello Lozano, vai Osi! Vi rendete conto il potenziale d'attacco quando li metti tutti e tre? Palla ambiziosa, ci è arrivato, bravo Lozano! Ma chissà, Maronna mia, lo specchio della porta! Bella palla di Fabio! Luperto è insuperabile! Maronna! Insigne! Bravo Mario Rui. Se n'è andato Fabian. Si è fatto tutto il campo. Ecco, prova. Bravo Insigne. Mertens ha trovato lo spazio tra le linee. Era il colpo di testa di Osi sul cross di Lozano, però non c'è stato impatto. Zanoli sta proprio giù di corda. Ma voi capite quanto si fida di Malquit per far giocare Zanoli? Post gastroenterite. Mamma mia. Mandinelli. No, il rimpallone che favorisce Pinamonti no. Mamma mia. Ragazzi, come siamo laschi in difesa, è proprio laschi. Cioè, quello è Luperto che... Luperto è zumbato un gol, Achille Lemboli, fallo per Lemboli. Bravo Fabian. Pinamonti un'altra volta da solissimo. Rachmani, io l'allarme l'ho lanciato tempo fa. Anche sa, sveglia, anche tu, sveglia. Ecco qua. Bravo Meret. Vai Lozzi. Altissimo. Ma come stava alto Fabian in pressing su questo rinvio dal fondo e già c'è il cross di Parisi e Rachmani. Meret ancora. Sentite, hanno fatto più loro, eh? Cioè, poi ha creato di più. Aiutatemi. Meret! Juan Jesus, dove te ne vai? Buono! Mertens! Lo capì! Lo volete capire? Lo potete capire? Io non parlo più. Io mi sono scocciato. Io non dico più le stesse cose. Chi mi segue, chi è iscritto al canale sa tutto. Altrimenti è tutto inutile. È tutto inutile parlare. Inutile, non si parla più. Basta. Lozano, bel cross. Arriva Mertens da dietro. Vede la porta. C'ha l'istinto del gol. Perché ha segnato 150 gol. Un poco di meno, però non parlo più. Basta. E che già parla?
Di che cosa dovrei parlare? Fammi capire. Cosa dovrei... E camma parlare. Non andiamo nemmeno live. Oh sì. No vabbè, mi lasciate i like a me, non al Napoli, poi dipende dal risultato finale, altrimenti lasciate i like a me, li voglio io. Posso volere? Sì. Dai, esiste proprio. Malquit! Allora, nel primo tempo non mi sono piaciuti Zanoli, non mi è piaciuto Rachmani, Juan Jesus rompe la linea, mi è piaciuto solo Rui in difesa. Meret, beh, a centrocampo chissà, Fabian e in attacco non aggiungo altro. Juan Jesus, sto pallone semplice che non... Bravo Lozano! Sta palla un po' che dove... No, Fabian non ci sta proprio. Bella palla Mertens, dai Osi, bravo, non sempre sul destro, provaci col sinistro la punta. Bravo Anghissà, dai Insigne, eccolo, di sinistro. Allora quando uno può tirare anche di sinistro vuol dire che sei un pochino più libero di testa e che quindi sorprendi anche un pochino l'avversario, perché uno si aspetta sempre che tu rientri con poco e poi tiraggi di sinistro piano. Diamo... Fatemi vedere un attimo. Recupero palla di Anghissà, il break di Anghissà. Che bello quando quello tira di sinistra. Sorprendi tutto il mondo, ti rendi conto? Bravo Lolo. Siamo sempre laschi in difesa, sempre laschi. Però tu gol le fai, capito? Cioè anche quando sei non in grandissima forma, due gol li fai. Tabola ma pigliato sto gol, Cutro. Hai segnato solo con il Napoli e con la Salernitana quest'anno. Te ne facciamo fare un altro così. Guarda Mertens che... Era quella palla che sembrava troppo corta e lui con 2 passetti ha anticipato e si è preso il fallo. Perché è in forma. Guarda là, va. Che bellezza. La bellezza. E fa giocare meglio Insigne. Ma io ve lo ripeto, ve l'ho detto tempo fa. Nei commenti voi scrivete: io c'ero quando tu l'hai detto in live che Mertens fa giocare anche meglio Insigne. C'ero, scrivete hashtag io c'ero, che poi significa anche io c'ero, io Ciro. O gol l'Embole. No, Meret. Insigne lezioso. Esterno della rete per l'Embole. Lezioso al limite dell'area non si fa. Malquit, mettila bene. Bello. Dai Osi. Non era facile. Malquit, queste palle. Mamma mia, Rachmani assolutamente impazzito. Che meno male capiniamo. L'allarme l'ho lanciato. Malquit. No, Spalletti ha fatto proprio la reaction. È proprio fatto così e si è messo a male. C'è un motivo. Ecco qua. E non riescono a segnare l'Empoli. Lo capite? Cutrone vuole il rigore. Spalletti proprio live reaction. Meret. La Nafao gol l'Empoli lo devono fare. Lo capite? Vai Rami. Lozano ha fatto una magia involontaria. Vai Malquit. Mertens. Lozano. Bel cross. Arretrato. Vediamo dove si mette Zielinski. Non era fuori gioco? Pinamonti. Guarda Malquit che bella diagonale. C'era fuori gioco. Che è successo? La schifezza, la palla nostra. Data a loro, vai. No, sì, Pinamo. Malquit. Esatto, a rimorchio c'è Mertens. Che è altruista per Insigne col sinistro di nuovo. Da sta raggio che gli dà il bacio, che non so belli. Vi dico una cosa che non può essere né smentita né confermata. Per me, secondo me, Giuntoli a Mertens lo rinnoverebbe. L'ho detto. Si vede da come ha dato il 5. Per Giuntoli il rinnovo si fa. Ma non decide solo Giuntoli. Per me, Bravo Mario Rui. Malquit, mamma mia. Dai, se non segnano adesso. Applausi. Henderson, signor Henderson, quello di Matrix. Malquit horribilis. Nessuno si permetta di dire quella è la palla di Mario Rui, la zona di Mario Rui. Nessuno si permetta. E giusto per le statistiche, per sfizio, si prende gol senza Mertens.
L'equilibrium. Levi Mertens, prendi gol. Anche un fatto di amuleti. Ecco Bayrami, mamma mia! Si è mangiato un gol Bayrami che se ne doveva cadere Empoli. Pazzesco, guarda come sono in ritardo Anghissà e Fabian su Bayrami, pazzesco. No! No! Rivedere! Devo rivedere questo che è successo. Rivedere subito, è impossibile. Ragazzi, non è possibile. Fatemi rivedere un attimo. No, perché stavo prendendo la limetta. Perché... Va bene. Meret, sono esseri umani. Sono esseri umani. Tanto ragazzi, lo doveva fare prima. Lo doveva fare prima Bayrami, l'hanno costruito, cioè non c'è proprio niente. Poi vogliamo parlare di Napoli-Verona. Possiamo anche parlare di Napoli-Verona se volete. E non volete capire che ogni anno ce n'è una e noi cerchiamo delle disperazioni, delle motivazioni disperate. Non volete capire? Ci avevate creduto un pochino, eh? Dice, mo il Napoli vince, si porta a 70 punti e mette pressione al Milan. Ci avevate creduto? Avevate paura, pagliacci. Un as. Ma non è finita, eh? Politano, dai! Acchiappa un as. Vabbè, si è scartato da solo. Non è finita nel senso che potrebbero anche farci il 3-2. Aiutatemi. Anghissà. In crescendo, Zielinski. No, Pinamonti gol. Ciao, me ne vado proprio. Sono tornato. Ragazzi, io vi devo dire una cosa. Noi, per come abbiamo giocato maluccio anche il primo tempo, un pareggio sarebbe stato. Però abbiamo qualità con i giocatori in campo, con me. Ne parliamo live, dai. Complimenti. Devo dirvi la verità. Zielinski! La passi a Rui sul destro! La passi a Rui che ce l'ha sul destro! Una vittoria, 4 sconfitte, 4 pareggi sul campo di Empoli da sempre. Il Napoli a Empoli non va. La storia conta, diceva Guido Gentile, ed è così. Va bene ragazzi, immagino che ci sarà il record dei non mi piace, che però non si vedono. E gli amici bellini invece mi lasceranno tanti mi piace perché io sono depresso. E non mi chiamate Cassandra, non mi chiamate niente. Io semplicemente credo di vedere il calcio in maniera diversa e certe cose le intuisco purtroppo. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Ne parliamo live più tardi, tenete d'occhio il canale. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.